Nella nostra zona avevamo la brina questa mattina e nella zona invece di Marostica per le ciliegie bisogna aspettare qualche giorno per vedere eventuali danni. Il pericolo gelate non è ancora scongiurato, da un lato perché bisognerà attendere una manciata di giorni per vedere gli effetti dell'abbassamento della colonnina della notte scorsa e dall'altro perché non è escluso che ci possano essere a stretto giro di calendario nuove stravaganze meteorologiche. Se per zucchine e patate si può parlare di pericolo scampato, il bilancio appare diverso per quanto riguarda i vigneti. Questa notte forse bastava un grado o due di meno per avere danni in modo particolare per le orticole, per i vigneti e anche per i ciliegi. Abbiamo notizia che nel Basso Vicentino ci sono già danni nei vigneti per un 60-70%. Se lo spettro delle gelate, almeno per ora, sembra aver limitato i danni ad alcuni circoscritti ambiti, i rischi più grandi sul fronte del meteo sono quelli relativi alla siccità. E per le orticole abbiamo già qualche problema. Nei prossimi mesi, se non piove, sicuramente ci sarà carenza di acqua e quando comincia la stagione dell'irrigazione avremo grossi problemi. E in questo caso, come sempre, quando c'è di mezzo il tempo, si può fare ben poco oltre ad affidarsi al caso. Speriamo che nei prossimi giorni cominci a piovere, ma purtroppo per il momento non abbiamo variazioni climatiche.